Visita stamani ad Agrigento dell'onorevole Alessandro Pagano della Lega in sostegno alla candidatura del candidato a sindaco Daniela Catalano. Un giro nei vari quartieri della città per incontrare la gente e spiegare le ragioni per sostenere la Lega ad Agrigento. La Catalano parteciperà alla prossima tornata elettorale in coalizione con la lista Fratelli d'Italia. Ma quale pensa potrà essere l'accoglienza degli agrigentini verso la lista della Lega? Lo abbiamo chiesto all'onorevole Alessandro Pagano. Quale pensa potrà essere la reazione, l'accoglienza degli agrigentini a questo partito, la Lega Sicilia Salvini Premier? No, questa è una leggenda metropolitana, perché coloro che ovviamente sono ostili a noi raccontano queste balle spaziali. Cioè Agrigento ha già scelto e ha già spiegato che cosa significa essere a Lega, perché non 100 anni fa, ma 1 anno e 2 mesi fa, esattamente per le europee, quindi ultimo dato certificato, l'ultimo dato dove ovviamente c'è un dato sicuro, non un fatto di chiacchiere di bar o di sondaggi fatti in maniera farlocca, soltanto 1 anno e 2 mesi fa questa città noi abbiamo preso quasi il 23,80%, quindi significa che un cittadino su 4, uno su 4, ha già votato la Lega, quindi non capisco perché non debba succedere di nuovo la stessa cosa, a maggior ragione oggi dove noi stiamo dimostrando un partito che ha una compattezza che prima ancora che politica è umana. Abbiamo fatto delle scelte forti, siamo riusciti a creare le condizioni perché giovani aderissero a noi. Non so se avete notato, abbiamo un solo consigliere comunale uscente, sottolineo uno, perché è una scelta di vita, perché questo consigliere ha aderito a noi in tempi non sospetti. Tutti gli altri evidentemente non possono far parte di un partito e utilizzare questo partito come se fosse un veicolo, un tram, una porta girevole dove tu entri e esci a tuo piacimento. Questo, con massimo rispetto per gli uomini, non appartiene alla storia della Lega. Noi siamo nelle condizioni di poter selezionare classi dirigenti e di poter lavorare seriamente nell'interesse del territorio. Per questo abbiamo scelto Daniela Catalano, perché lei rappresenta non solo il nuovo, ma anche una capacità amministrativa che traspare da ogni sua parola. Per questo abbiamo scelto Daniela Catalano, perché lei non può essere il déjà vu, non può essere gli ex di turno che periodicamente si ritornano. Questa non è la campagna elettorale dell'anno 2005-2008, dove sono gli stessi protagonisti di allora di una vita. Qua siamo di fronte a una situazione nuova. Io penso che il bene e l'interesse dei cittadini sia quello di essere amministrati bene. Se gli agrigentini sono contenti di come stanno adesso, facciano quello che vogliono. Se invece immaginano una città diversa, una città capace di cambiare, Daniela Catalano da un lato e la Lega, che ripeto è stata già votata da un cittadino su 4 soltanto 1 anno fa, rappresenta a tutti gli effetti la vera soluzione, la vera prospettiva, il vero cambiamento. A seguire, qual è il programma elettorale di Daniela Catalano per catturare il voto dei suoi concittadini? Il mio programma ha un sottotitolo che è tornare alla normalità per conquistare poi l'eccellenza, quindi decoro urbano, sicurezza e soprattutto l'idea di una città unica, perché la città unica ci consente di superare un concetto che è odioso per molti cittadini, che è quello di periferia che è marginalità funzionale, marginalità economica, marginalità di servizi. Noi pensando a garantire i servizi essenziali in ogni quartiere, rendiamo ogni quartiere con la sua unicità all'interno di una unicità. E poi perché no, pensare a un brand, a un marchio, Agrigento, dove c'è il mare, dove c'è la valle, che è territorio agrigentino, che è nostra, e lì poi c'è un discorso sullo sbigliettamento e su quello che la valle comunque deve al territorio, su cui insiste, che ovviamente riprenderemo col giusto dialogo, con i giusti modi, ma con la giusta determinazione. E poi centro storico, capitale del folklore e perché no anche un percorso della fede, percorsi culinari speciali. Nel marchio Agrigento c'è un mondo e noi dobbiamo cominciare a pubblicizzarlo, impegnandoci come i candidati stiamo facendo per gli spot elettorali. Facciamo uno spot su Agrigento serio e duraturo.